Questo è un libro che ci insegna molto sull'oggi, non soltanto sulla storia di ciò che è stato, perché guarda nella complessità agli eventi storici che hanno portato al disfacimento della Democrazia Cristiana, il più grande partito della storia italiana, repubblicana. In questi 80 anni della storia della Repubblica abbiamo voluto presentarlo in Consiglio regionale perché ci ricordi come oggi far politica deve tornare ad essere radicamento sul territorio, studio, programmazione, capacità di unire le differenze, e questo nel libro di Andrea Vezzaro si respira negli eventi che hanno portato ad una fine, ma si respira anche nella volontà di costruire un nuovo inizio. Quindi davvero io credo sia stata una testimonianza preziosa e un testo che ci può ancora insegnare moltissimo. È un libro che non vuole puntare a sostenere una tesi, non è un libro argomentativo. Come diceva lei, io ho cercato di mettere insieme i fatti, naturalmente essendo un libro di storia contemporanea, non solo le classiche fonti bibliografiche, ma i giornali, e quindi la ricostruzione quasi day by day di alcuni avvenimenti che spesso poi vengono dimenticati nella cronaca, ma anche fonti audio per cercare di ricostruire naturalmente 3 anni della storia italiana. La prospettiva è quella di un partito politico, ma il contesto è quello dell'Italia all'inizio degli anni 90, con tutta una serie di accadimenti che mettono anche in crisi quelle che sono le nostre istituzioni repubblicane. Naturalmente cause, come diceva lei, molto più antecedenti, però ecco, come dicevo anche prima e chiudo, a distanza di 30 anni dagli anni 90 e quindi anche da questi fatti storici si possono analizzare anche con una giusta oggettività e senza spirito di parte. Ecco, questo era forse il mio intento implicito. Quali sono le principali cause della caduta della Democrazia Cristiana? Le cause sono molteplici, endogene ed esogene. Innanzitutto bisogna risalire al momento dopo il Concilio Vaticano II, quando fu, diciamo così, in qualche modo da parte degli organismi cattolici, in particolare Azione Cattolica, le ACRI e altre associazioni che spingevano nella formazione di una classe dirigente che poi veniva trasferita nella Democrazia Cristiana, nei sindacati e quant'altro, ha cominciato a fare soltanto attività intimistica, religiosa e non più quella di azione cattolica, cioè di questa spinta sociale a cui molti preti bravissimi ci avevano preparato e della quale spinta ovviamente la DC ha anche molto utilizzato. E questo è stato uno dei primi momenti. Poi il processo di secolarizzazione, che ha avuto 2 punti fondamentali di allarme: il referendum sul divorzio prima e nell'81 il referendum sull'aborto. Erano i primi segnali di una secolarizzazione e di una laicizzazione anche dell'elettorato cattolico, mi spiego, che in dissenso magari con i vescovi e con i parroci avevano votato a favore del divorzio e poi dell'aborto. Poi successivamente, andiamo negli anni 70, in un quadro disastroso, con le brigate nere, brigate rosse, attentati mafiosi ma anche, diciamo così, terroristici, abbiamo l'uccisione del grande statista e dirigente democristiano Aldo Moro, e quella è stata una grande scossa per la Democrazia Cristiana. E poi la botta finale, diciamo così, o pre-finale, è stata la caduta del muro di Berlino, tenendo conto che l'elettorato democristiano, una parte di questo elettorato votava DC in funzione anticomunista. Poi finale è stato la Tangentopoli, che ha distrutto la Democrazia Cristiana, che essendo stato un partito che ha, diciamo così, ricostruito l'Italia, che ha promosso lo sviluppo culturale, civile, economico, sociale di questo Paese, gli ha fatto fare una fine ingloriosa quanto immeritata. Ecco, questi secondo me sono stati gli elementi principali che hanno poi non hanno consentito neanche gli ultimi tentativi, quello di Martinazzoli, il cambio di nome del partito, la Democrazia Cristiana Popolare, tentando di riformare dall'interno la stessa DC. Non c'è riuscito e la storia poi abbiamo visto il sorgere di altri movimenti politici.